Buonasera amici, questa sera proverò a raccontarvi l'ennesima processione. Oggi, nel giorno della ricorrenza dell'Assunzione di Maria in cielo, si snoderà per le strade del centro storico di Trapani la processione della Madonna, un rito molto antico che vedrà le strade trapanesi riempirsi di fedeli. Siamo in cattedrale. Alle ore 19:30 vedete tutto pronto, il simulacro è pronto per essere trasportato in giro per il centro storico della città. Alle ore 19:30 ci sarà il pontificale del vescovo e dopo si snoderà la processione. I fedeli si sono collocati davanti alla cattedrale e attendono l'uscita della Madonna. Sono appena usciti i componenti del clero, adesso stanno per uscire le autorità civili e militari. Buonasera amici, abbiamo lasciato la Madonna su via la Regina Elena e sono circa le ore 22 e la Madonna rientrerà in cattedrale verso le ore 23:30 e poi alle 24, come di consueto, ci saranno i giochi d'artificio a Piazza Vittorio Emanuele.